Nel corso di un incazzante 11° meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, che si è svolto sabato scorso a Udine, è stata consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla stessa associazione. Presenti 150 studenti, la medaglia è stata consegnata dal prefetto Angelo Ciuni, dall'assessore all'infrastruttura regionale Graziano Pizzimenti e dal consigliere regionale Franco Mattiussi ai soci. Presenti inoltre l'assessore del comune di Udine Giovanni Barillari e il dirigente della Polstrada Efrem Degano. La mattinata ha avuto come tema la sicurezza passiva in sella alle due ruote, al motore e non solo. La relazione della Polstrada è stata d'impatto grazie a video e testimonianze dirette tese ad illustrare l'importanza del rispetto delle regole del codice della strada. A seguire è toccato ai tecnici dainese illustrare i progressi in tema di abbigliamento tecnico motociclistico, dalla tuta ai caschi utilizzati dai campioni del calibro di Valentino Rossi agli stivali in fibra di carbonio. L'11° meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia ha riscosso prestigiosi patrocini da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Udine, Comune di Rive d'Arcano e dalla Consulta provinciale degli studenti di Udine.